Antena 3 festeggia i 40 anni di trasmissione ed oggi la città di Treviso ha voluto riconoscere questo impegno al servizio dei cittadini con un premio consegnato all'editore Filippo Yiannakopoulos. E la consegna del riconoscimento ad Antena 3 è stata l'occasione per l'editore Filippo Yiannakopoulos per ribadire l'impegno dell'emittente al servizio dei cittadini. Autonomia del Veneto, atteso ora il primo passo verso l'intesa. Zaia si sta scrivendo una pagina storica, si passa da un paese centralista ad uno federalista. L'esplosione al centro commerciale di Castrette, oggi giornata di chiusura, si punta a riaprire gradualmente la struttura. 200 metri quadrati dell'edificio hanno subito seri danni strutturali. Indagine contro il bracconaggio partita da Treviso, 7 denunce in tutta Italia, centinaia di uccelli protetti liberati dai carabinieri forestali, oltre 150 erano stati trovati ormai morti. Piero Tedesco, storico direttore di Ascom, va in pensione dopo 40 anni, al suo posto Vincenzo Monaco, manager proveniente dal veneziano di fronte alla sfida della ripresa. Banca Trevigiana rinuncia ai doni natalizi per i soci e devolve il controvalore ad un progetto in collaborazione con FISM e ULS 2 per insegnare ai bambini come si gioca. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antena 3. Antena 3 che festeggia i 40 anni di trasmissioni ed oggi la città di Treviso ha voluto riconoscere questo impegno al servizio dei cittadini con un premio consegnato all'editore Filippo Yiannakopoulos. In occasione del 40° di fondazione, a nome della comunità trevigiana ho il piacere di consegnare il presente attestato ad Antena 3 Nord-Est, quale ringraziamento per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione, con serietà, professionalità e impegno, e per il fondamentale e qualificato servizio di informazione a favore dei cittadini, unitamente ai programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni e di cultura. Grazie per essere la televisione di tutti i trevigiani. Con stima, Mario Conte. Grazie mille. 40 anni di informazione, 40 anni in prima linea a raccontare un territorio che da Treviso si è allargato fino a comprendere l'intero nord-est, e la città di Treviso, dove tutto è nato, ha voluto rendere omaggio ad Antena 3 con un riconoscimento consegnato stamane dal sindaco Mario Conte all'editore Filippo Yiannakopoulos. Una pergamena, ma anche la targa della città di Treviso, assegnati nella sala affreschi di Palazzo Rinaldi, quella dove si celebrano i matrimoni, quasi simbolicamente a sottolineare quel legame tra i trevigiani ed Antena 3, l'emittente che ha dato voce a generazioni di cittadini, crescendo con loro, analizzando i cambiamenti di un territorio profondamente cambiato da quando gli studi erano al 19° piano del grattacielo di Via Pisa. Un riconoscimento, quello consegnato oggi, che potrebbe essere l'antipasto di un altro premio, il Totila d'Oro, per il quale Antena 3 è candidata e che andrebbe a coronare i 40 anni di attività nell'informazione. Queste celebrazioni dei 40 anni dureranno un anno intero. Quindi dal punto di vista di Antena 3 abbiamo messo su una trasmissione che racconterà la Marcord di quello che eravamo, di come siamo stati per 40 anni, e andremo avanti tutto l'anno con eventi speciali, quindi è un anno di festa che ovviamente deve essere un anno di festa per tutti i cittadini se vogliono celebrare con noi, perché alla fine i veri protagonisti sono loro. E la consegna del riconoscimento ad Antena 3 è stata anche l'occasione per l'editore Filippo Yiannakopoulos per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi 40 anni per rendere grande questa televisione, ed anche l'occasione per ribadire l'impegno al servizio dei cittadini per gli anni a venire. Io ho 42 anni e Antena 3 ne ha 40. Quindi significa sostanzialmente che io sono l'ultimo passetto di una storia che è sempre stata legata a doppio filo alla città di Treviso, al Veneto, al nord-est, una storia che è stata fatta soprattutto da persone, ma da tante persone che si sono seguite negli anni. Bisogna assolutamente dire che questo premio, questa riconoscenza, questo radicamento della città di Treviso poggia sulle spalle di tutte le persone che hanno costruito il marchio Antena 3, soprattutto a tutti i dipendenti di Antena 3, del nostro network Media Nord-Est. Ormai ne abbiamo più di 100, compresi e divisi in 6 sedi,
ma quando parliamo di Antenna 3 di tutti quelli che hanno contribuito a far nascere e crescere la perla del nostro palinsesto, che è il telegiornale, soprattutto quello di Treviso, che vi ricordo come share batte anche i canali RAI quindi è un unicum a livello nazionale Antenna 3. Mi viene da fare un ringraziamento a tutti i direttori che si sono susseguiti, ma da ultimo uno particolare anche a Tiziana Bolognani, che aveva traghettato sostanzialmente nel periodo più difficile Antenna 3, a tutta la gente che lì si è tagliata lo stipendio, sostanzialmente ha accettato le condizioni di lavoro difficili in quegli anni dove non c'erano risorse purtroppo, e poi alla fine quando siamo entrati noi abbiamo fatto questa operazione industriale che ha portato alla creazione di un network, che è il network Media Nord-Est, che ha sfruttato economie di scala, che è il primo network nel Nord-Est di gran lunga per ascolti, per numero di dipendenti, per sedi, per edizioni di telegiornale, e abbiamo dato una solidità, e quindi di nuovo al direttore Baccialli, al vice direttore, tra l'altro freschissimo di nomina, Ferdinando Avarino. Quindi è un grazie che si estende a tutti i protagonisti reali di questa televisione, che è viva solo se poggia sulle persone. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale è di dire che per i prossimi 100 anni Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Una cerimonia, quella della consegna del riconoscimento ad Antenna 3, che oggi vi abbiamo trasmesso in diretta a partire dalle 13, e cerimonia che ha avuto anche dei momenti scherzosi con il sindaco Mario Conte, che ha vestito i panni dell'intervistatore, raccogliendo da Ferdinando Avarino al nostro direttore Luigi Baccialli importanti riflessioni. Sentiamo. Da intervistato a intervistatore, terminati i momenti istituzionali della cerimonia con cui il Comune di Treviso ha voluto celebrare i 40 anni della nostra emittente, il sindaco Mario Conte, istrionico come sempre, ha vestito per un attimo i panni del giornalista, ponendo lui per una volta le domande a vice direttore e direttore delle testate di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino e Luigi Baccialli. No, la prego. Chiedo scusa, è un imprevisto. Allora, cosa si prova ad essere vice direttore di Antenna 3 Nord-Est? Un orgoglio che non è definibile, perché ovviamente sentiamo la responsabilità di restare all'altezza di un lavoro che è stato straordinario, poi per altri motivi purtroppo poteva andare diversamente, ma per me è un orgoglio straordinario e soprattutto è merito di una squadra che ovviamente è molto più brava di me. Quali sono invece i progetti futuri con Antenna 3 Nord-Est per i nostri cittadini? Beh, intanto un palinsesto sempre più ricco, un'informazione sempre più capillare, nuovi programmi. Ovviamente non possiamo fare anticipazioni, però insomma tutto quello che serve in genere nell'emittenza locale molto radicata sul territorio a creare attenzione e soprattutto a assecondare le esigenze dei cittadini e dei nostri telespettatori. Ci sono voluti 40 anni per intervistare gli intervistatori, però credo che abbiamo ottenuto un grande risultato. Queste sono le vere voci che animano i nostri TG, e quindi vi saluto. Cosa facciamo? Passo la linea alla regia, alla pubblicità, non so. Riconsegno il microfono. Grazie davvero a Mario Conte, grazie al nostro direttore Luigi Baccialli. E adesso è un grande telecronista, devo dire, perfetto, potremmo arruolarlo. A questo punto è straordinario. Inevitabile infine la domanda che abbiamo posto noi allo storico meteorologo di Antenna 3, ora presidente del Consiglio Comunale, il generale Giancarlo Iannicelli. Io devo chiedere le previsioni proprio per i prossimi 40 anni. Allora adesso. Sì, il sindaco ha detto noi ci auspichiamo che si continui così almeno 100 anni, poi chi verrà vedrà, quindi per i prossimi 100 anni. Chiudiamo ora questa ampia pagina dedicata al 40° compleanno di Antenna 3, parliamo di autonomia perché ormai è imminente la firma della bozza d'intesa sull'autonomia con l'approvazione. Questo governo verrà ricordato come il governo della vera riforma storica, ha commentato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Si passa, ha aggiunto il governatore, da un paese centralista ad un paese federalista. Ore decisive, la bozza d'intesa sul tavolo del Premier Conte, pochi centimetri a un traguardo storico.
Il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, che preme per avere il via libera all'autonomia entro domani al vaglio del Presidente del Consiglio le richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Parla di riforma storica il governatore Luca Zaia, fiducioso che si stia per passare dalle parole ai fatti dopo le dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, secondo cui il Consiglio dei Ministri sta per compiere il primo passo del percorso verso maggiori competenze alle 3 regioni. Ma direi di sì, anche perché la fonte autorevole va nella direzione che tanto afferrata, abbiamo lavorato tanto, il progetto del Veneto lo si sa, è il progetto originario ed è il primo ad essere stato concluso. Il fatto che ci sia finalmente questo passaggio in Consiglio dei Ministri ci permette di dire che dopo l'approvazione della famosa intesa, che non è altro che la bozza di contratto tra la Regione del Veneto e il governo italiano, l'autonomia dovrebbe avere inizio concreto. Stiamo parlando sempre comunque di 23 materie come previsto. 23 le competenze, ribadisce il governatore, con un'impostazione chiara anche sul fronte della tassazione. Noi abbiamo iniziato questo processo, è pur vero che se si trasferiscono le 23 materie, 9 decimi di tasse che tornano a casa ci sono, perché comunque gestiamo le competenze. Torniamo ora a Castrette di Villorba, dove il centro commerciale Panorama è chiuso dopo l'esplosione di ieri, chiuso per inagibilità. Ora l'amministrazione comunale punta ad aprire il centro commerciale almeno nelle parti meno lesionate, così da ridurre il danno economico per le aziende. Sentiamo. Il giorno dopo la potente esplosione al centro commerciale Panorama di Castrette di Villorba è passata la paura. L'esplosione causata da un boiler sul tetto dell'edificio, che fa parte dell'impianto di riscaldamento, ha però seriamente danneggiato 200 metri quadrati del tetto, con danni strutturali che hanno reso inagibile lo stabile. Purtroppo ho dovuto firmare un'ordinanza di chiusura perché a seguito del parere dei vigili del fuoco emerge che c'è una porzione dell'immobile che è inagibile e che ci sono gli impianti interni da revisionare. La chiusura del centro Panorama con il Natale alle porte recherà senza dubbio delle conseguenze alle attività commerciali, ma nelle intenzioni dell'ordinanza comunale si cercherà di penalizzare il meno possibile negozi e lavoratori. È stata strutturata in maniera da consentire quanto prima di riaprire le parti, quelle meno lesionate, mentre per una porzione il capannone avrà bisogno di lavori ben più consistenti. I lavori di ristrutturazione inizieranno il prima possibile e per recare meno danno alle attività commerciali sarà prevista un'apertura scaglionata del centro commerciale. La tempistica non dipende da noi, dipende dall'esecuzione dei lavori e quando dei tecnici abilitati rilasceranno alla società proprietaria dell'immobile una certificazione tale da consentire l'immediata riapertura. Il Comune non deve fare nemmeno più un'ordinanza per far aprire. Nel momento in cui vengono prodotti la documentazione e viene depositata, automaticamente potranno aprire. C'è anche un trevigiano tra i 4 responsabili di una truffa digitale ai danni di un 33enne di Sacile. L'uomo avrebbe acquistato via internet una Fiat Uno Turbo come auto d'epoca, pagandola 1.500 euro in 4 rate su una Postepay, solo che all'ultimo versamento non è corrisposto l'arrivo della vettura. Del resto tutta la trattativa si è svolta con messaggini WhatsApp ai quali i carabinieri sono risaliti per identificare gli autori della truffa, un trevigiano e 3 veneziani. Truffa per la quale il 33enne aveva sporto regolare denuncia. Ed ancora cronaca, una bambina di 10 anni è rimasta ferita in mattinata in un incidente stradale a Motta di Livenza. Una bambina di appena 10 anni di Gorgo al Monticano è rimasta ferita questa mattina in un incidente all'altezza di Motta di Livenza. 2 le auto coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. A scontrarsi lungo la Postumia, affollata a quell'ora di punta, 2 vetture, una Fiat 600 tamponata dall'altra auto, è uscita di strada terminando la sua corsa nel profondo fossato a bordo carreggiata, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per soccorrere mamma e figlia che si trovavano a bordo. La ragazzina è rimasta lievemente ferita. Affidata alle cure dei sanitari del SUEM 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Oderzo per essere medicata ed essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.
Centinaia di uccelli protetti sono stati liberati dai carabinieri forestali del gruppo di Treviso al termine di un'inchiesta che ha portato alla denuncia di 7 persone per illecita detenzione e traffico di avifauna selvatica. In particolare sono stati liberati 275 esemplari di avifauna selvatica di varie specie, mentre altri 156 uccelli protetti sono stati trovati morti. Sequestrate svariate reti da uccellagione, gabbie e trasportini dove venivano tenuti i volatili. Prima di essere rimessi nel loro habitat naturale, evento seguito anche da alcune classi di una scuola elementare di Fregona, gli uccelli sono stati sottoposti alle cure dei veterinari del centro di recupero della fauna selvatica della provincia di Treviso. L'indagine ha avuto epicentro nella Marca e poi si è estesa a tutta Italia. Ed ora la politica. Ieri l'ultima seduta del Consiglio Comunale, questa mattina la formalizzazione delle dimissioni. Si chiude un ciclo per l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, che lascia il posto ai 300 a Nicolò Rocco, ex sindaco che pur senza cariche non intende dire addio alla politica. Sentiamo l'intervista. Una sensazione di qualcosa che si conclude, un cerchio, si ritorna da dove si era partiti. Lo studio, dopo aver avuto l'onore di servire la propria città 10 anni e mezzo, 5 anni e mezzo come consigliere, 5 anni come sindaco, un privilegio enorme di cui ringrazio i cittadini. Al sindaco, alla giunta e alla maggioranza auguro di essere veramente, come si sono presentati in campagna elettorale, come l'amministrazione di tutti, e che quindi servano la città per poter esaudire gli interessi di tutti i cittadini. Lei ha deciso di lasciare la politica o in futuro ci sono altri progetti? C'è chi dice anche con Del Rio. Ho avuto la fortuna di confrontarmi ultimamente molto spesso con Graziano Del Rio sul futuro del Partito Democratico, sull'idea che una sensibilità come quella cattolico-democratica, quella che ha le sue radici su Moro, che sicuramente sono state delle personalità molto importanti da rivivere, questo è un pensiero che ho molto. Soprattutto mi piacerebbe contribuire a una politica con un linguaggio diverso, una politica non urlata, una politica che cerca di proporre soluzioni invece che sventolare paure e creare nemici per poi presentarsi come la plausibile o probabile soluzione. Ecco, non mi piace il degrado della politica di oggi, mi piacerebbe essere concretamente una persona che cerca di creare un linguaggio politico diverso senza candidarmi necessariamente da nessuna parte, ma collaborare con altre persone che hanno voglia di avere questa dimensione civica. Ci fermiamo per la pubblicità ora, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri TG. Piero Tedesco, storico direttore dell'Ascom, va in pensione dopo 40 anni. Al suo posto Vincenzo Monaco, manager proveniente dal veneziano. Di fronte la sfida della ripresa. Ascom Confcommercio Treviso si rinnova a partire dal suo vertice. Eletto il nuovo direttore generale, 53 anni, manager di origini toscane, trevigiano di adozione, con laurea in economia e master in gestione integrata nelle pubbliche amministrazioni. Vincenzo Monaco è stato scelto fra 138 curriculum. È oggettivamente un nuovo inizio, dal quale contiamo di ottenere grandi risultati per i soci, per i clienti e anche per tutto il nostro personale dipendente. Monaco avrà il compito di traghettare l'associazione per il mandato 2019-2024 con un compito ben preciso: consentire alle piccole imprese del commercio, del turismo e dei servizi di vincere la sfida della ripresa, dell'innovazione, della rivitalizzazione dei centri urbani. Noi dobbiamo essere vicini al territorio, vicini alle imprese, vicini ai nostri associati, e per fidelizzarli, per dargli sempre più servizi e per attrarre ovviamente associati nuovi attraverso le nostre competenze, attraverso la nostra organizzazione, attraverso la nostra capacità di ascolto, attraverso la nostra capacità di, mi verrebbe di fare impresa, no? Cioè, di essere vicino alle imprese, perché noi siamo imprese anche noi. Vincenzo Monaco ha iniziato la carriera nell'ambito dei trasporti marittimi, prima a Livorno e poi a Napoli, per trasferirsi dall'ottobre del 2002
e nel territorio veneziano, dove ha maturato una profonda esperienza nelle società di proprietà dell'amministrazione comunale del capoluogo. Monaco si insedierà ufficialmente in associazione il 16 gennaio. Il neodirettore subentra a Piero Tedesco, che andrà in pensione fra pochi giorni. Io credo di lasciare a lui una macchina efficiente, ben patrimonializzata, liquida, senza debiti e soprattutto con un grandissimo patrimonio di risorse umane. Regali di Natale dei soci devoluti ad un progetto per insegnare ai bambini qualcosa che oggi spesso non imparano più, il gioco. Il controvalore dei regali di Natale destinati ai soci devoluto ai bambini delle scuole materne paritarie delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. L'iniziativa è di Banca della Marca, che ha messo a disposizione delle scuole fino a 134.000 euro per finanziare progetti di superamento delle difficoltà di apprendimento e comportamentali dei bambini in età prescolare. Tutti i bambini vanno bene, è il nome del progetto ideato in collaborazione con FISM e ULS2 con l'obiettivo di trattare i casi più problematici. Abbiamo colto un'esigenza del territorio e l'idea si è formalizzata con questo bando verso le scuole paritarie che vanno a cogliere il bisogno del nostro tessuto, in quanto si necessita una maggiore attenzione nella crescita dei nostri ragazzi. Quindi è un progetto ambizioso, un progetto che mette anche delle disponibilità importanti. Crediamo che queste verranno completamente assorbite, perché la nostra esperienza di Banca del Territorio ci dice che il nostro territorio chiede molto, perché il nostro tessuto ha bisogno di crescita. I bambini di oggi spesso non sanno giocare. Se un tempo imparavano in famiglia, in campagna, nei cortili condominiali, nella società di oggi questo non accade, con ricadute anche serie per il futuro. Mettersi nei panni degli altri, che ha dei limiti, non vuol dire farlo sempre, comunque e dovunque, ma ad avere una capacità di giudizio per capire fino a che punto mi devo mettere nei panni dell'altro e quando poi invece mi devo difendere o aiutare qualcun altro a essere difeso, sono schemi primitivi che si imparano giocando nei primi anni di vita. Il progetto del distretto di Asolo sarà dunque mutuato altrove, le scuole non devono far altro che accedere al bando, c'è ancora un mese di tempo per fare richiesta. Inutile dire che ogni contributo è ben accetto, le materne paritarie dal punto di vista economico sono in perenne sofferenza, anche se qualcosa sta finalmente cambiando. Devo dire che qualche spiraglio si sta aprendo, nel senso che la Regione, in un dialogo estenuante che la FISM ha instaurato, la Regione sembra voler erogare qualcosina di più. Ecco, alcuni comuni sembrano più attenti alle richieste delle nostre scuole. In avvicinamento al Natale il messaggio di auguri dei vescovi trevigiani ai fedeli, il no al razzismo, al rifiuto, comuni nelle parole di Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, e di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso. La paradossalità del Natale è questa, ammonito Pizziolo: ci commuoviamo giustamente di fronte al presepio dove vengono presentati due giovanissimi sposi costretti a far nascere il loro bambino in una stalla, ma induriamo istintivamente il nostro cuore quando si tratta di far posto nel nostro tempo e nella nostra vita a persone che vivono lo stesso dramma di Maria e di Giuseppe, figure che riprende anche Monsignor Gardin parlando di amarezza nel constatare l'indifferenza di tanti cristiani di fronte alla nascita di Gesù. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione trevigiana dei nostri TG. Subito dopo torna 20:10, questa sera in studio con Cristian Ferrari della CGIL si parlerà della manovra finanziaria. Ed ora, come sempre, in chiusura vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 21 dicembre. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure e sulle vallate, spesso fitte e persistenti anche per tutto l'arco della giornata, senza precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato invece sui settori montuosi. Temperature fredde con minime tra -2 e 0 gradi.
valori massimi compresi invece tra 2 e 3 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà in prevalenza grigio e coperto a causa della presenza di nebbie, anche fitte, possibili un po' su tutti i settori e talvolta anche resistenti durante la giornata. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 3 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si risolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -4 e 0 gradi, massime comprese invece tra 3 e 7 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.